Porto Empedocle il segretario nazionale dell'UDC Celsa e venerdì prossimo arriva l'ex capo del governo Giuseppe Conte. Un convegno con Giancarlo Cancelleri per il rilancio del porto. Un nuovo video che serve solo a fare scoop. Da domani il passaggio della società all'Agenzia delle Entrate. Benvenuti a TVA Notizie, apertura dedicata alle amministrative del prossimo 10 ottobre. Il segretario nazionale dell'UDC Lorenzo Cesa è stato ieri a Porto Empedocle per sostenere la candidatura a sindaco di Rino Lattuca. Le interviste di Arturo Cantella. Il segretario dell'UDC Lorenzo Cesa è venuto ieri ad Agrigento in sostegno alla candidatura di Rino Lattuca a sindaco di Porto Empedocle. Lorenzo Cesa nella mattinata era stato a Palermo all'Assemblea regionale siciliana per incassare l'adesione dell'assessore all'istruzione e formazione ed ex rettore dell'Università di Palermo Roberto Lagalla al suo partito, che porta in dote anche l'esperienza fatta alla guida del movimento da lui fondato Idea Sicilia. Tante le tematiche trattate da parte del segretario Cesa, inerenti il partito, la sua crescita, il suo radicamento nel territorio, anche in vista delle prossime elezioni regionali, in cerca di una maggior unità di un frammentato centrodestra siciliano. La venuta di Lagalla per noi è un motivo di grande orgoglio. Vogliamo ricostruire un grande partito di centro di area democratico-cristiana, aperto a tutti. Penso che serva molto a questa regione, serva molto a questo territorio, perché serve avere persone di buonsenso, persone concrete che non fanno la politica delle promesse, degli slogan, ma operano concretamente a sostegno, a iniziare dalle fasce deboli delle imprese, di tutto, cioè che stiano accanto ai problemi della gente e risolvano i problemi della gente. Qui a Porto Empedocle a sostegno di una persona straordinaria come Rino Lattuca, con la nostra lista, con la lista dell'UDC, perché sappiamo essere una persona seria, una persona di buonsenso, una persona responsabile, una persona competente che ha già esperienza amministrativa, un imprenditore che sa dove andare a mettere le mani e non della gente sprovveduta come abbiamo visto amministrare questa città negli ultimi tempi. Quindi ed è questo il motivo della mia venuta. Poi ho detto in maniera molto chiara a Lattuca che sono qui oggi di passaggio, ma sarò qui dal giorno dopo in cui lui farà il sindaco, quando ci sarà bisogno di sostenerlo a livello regionale, a livello nazionale e a livello europeo, perché oggi abbiamo veramente una grande opportunità, abbiamo grandi risorse a disposizione degli enti locali, dei comuni, per poter risolvere i problemi soprattutto dei giovani di questa terra. Ecco il vostro ruolo anche all'interno della politica nazionale. Il mio ruolo è di umile servitore e stiamo tentando, anzi con successo, di rimettere in piedi un partito di centro, di ispirazione cristiana, che stia nel centrodestra, a schiena dritta e che difenda sempre con più forza i valori che sono dietro lo scudo crociato. Un centrodestra in Sicilia che si sta spaccando sulla riconferma della candidatura di Musumeti, stiamo vedendo che la Lega avanza la propria candidatura con Minardo. Ecco, voi qual è la vostra posizione? Bisogna stare tutti calmi, sono tutti stupidaggini, bisogna parlare dei problemi concreti. Oggi abbiamo avuto un incontro interessante con il presidente Musumeci, abbiamo affrontato discorsi concreti che riguardano la vita della Sicilia, della gente siciliana, dei siciliani. Questa roba si affronterà al momento giusto, quando la coalizione deciderà chi farà il sindaco a Palermo. Centrodestra unito, il centrodestra sarà unito. Tutto quello che sta accadendo è solo fiction. Cioè, adesso la sostanza sarà che abbiamo davanti a noi un anno, più di un anno di amministrazione ancora, abbiamo delle responsabilità, dobbiamo dare delle risposte ai problemi della gente, è quello che faremo in questo anno. Lo dimostra il fatto che in tutta la Sicilia abbiamo fatto liste dell'UDC, dove ci sono tanti giovani che ci stanno mettendo la faccia e stanno riscoprendo i valori che mettono al centro l'uomo, i suoi bisogni, le loro necessità, ma soprattutto un partito che vuole difendere il lavoro e i lavoratori. Nessuno parla più di lavoro oggi, e non è il reddito di cittadinanza che per un anno che risolve il problema. Alle persone dobbiamo dare dignità, ai giovani non possiamo togliere la speranza significa dare lavoro
per potersi costruire una famiglia. L'UDC oggi su questa base sta costruendo un percorso nuovo, una stagione nuova, e tutte le adesioni che stanno arrivando in questi giorni la dicono tutta. L'UDC è un partito che la sta giocando da protagonista in Sicilia, ma anche in Italia nei prossimi giorni ci saranno delle adesioni importanti. Un partito che finalmente si possa occupare dei problemi della gente veri, non i populismi o sovranismi. Quello che serve è essere popolari, sedersi attorno a un tavolo per risolvere i problemi della gente. Oggi il sostegno anche del segretario nazionale dell'UDC, quanto è importante? È importantissimo. Da questo si evince che il nostro programma è un programma serio e concreto. La deputazione nazionale crede in noi, crede nel nostro progetto. Noi vogliamo una Porto Empedocle pulita, decorosa, bella. E sempre a Porto Empedocle, per la chiusura della campagna elettorale a sostegno del sindaco uscente Ida Carmina, arriverà l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, accompagnato dal deputato di 5 Stelle Rosalba Cimino. L'arrivo di Giuseppe Conte è previsto per le 11 di venerdì 8 ottobre. Convegno alla Torre Carlo V di Porto Empedocle per il rilancio del porto alla presenza del sottosegretario Giancarlo Cancelleri. Il servizio e le interviste di Arturo Cantella. Un interessante seminario si è svolto presso la Torre Carlo V di Porto Empedocle sul tema il rilancio del porto quale volano di sviluppo dell'economia di tutto il territorio comprensoriale, organizzato nell'ambito delle iniziative di comunicazione di FLAG, Sole e l'Azzurro tra Selinunte e Vicata, in collaborazione con la Prologo Empedoclina. Diversi e qualificati gli interventi che si sono registrati, tra quello del vice ministro delle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, del sindaco della città Ida Carmina, del presidente dell'autorità portuale Pasqualino Monti, dell'ammiraglio Vittorio Alessandro. Dopo Real Monte, oggi è la volta di Porto Empedocle, si parla di sviluppo del porto come volano di un'economia. Sì, infatti abbiamo pensato che fosse questo un argomento assolutamente importante da approfondire. Infatti ci sarà un parterre di personalità coinvolte che proprio svilupperanno questo argomento in maniera approfondita. Nell'ambito delle iniziative del FLAG, chiaramente. Sì, nell'ambito delle iniziative del FLAG. Questo è il 7° appuntamento, stiamo completando il percorso che abbiamo sviluppato in 10 comuni con 10 seminari tematici su vari argomenti caratterizzanti i territori di riferimento. Il prossimo dovrebbe essere il giorno 7 a Campobello di Mazzara. Parliamo di sviluppo di volano del porto qui a Porto Empedocle. Lei insomma è stato anche fautore di questa misura del PNR in favore del porto, ma ci sarà effettivamente uno sviluppo di un porto che negli anni è andato sempre giù come valori mercantili? Gli investimenti dell'autorità portuale per il tramite del Ministero e del Governo nazionale, che ammontano a 70 milioni di euro, stanno andando avanti. Si sono liberate già delle banchine dalle vecchie costruzioni obsolete che non servivano più, e ovviamente anche sul PNRR ci sono delle indicazioni molto forti, perché c'è una implementazione della linea ferroviaria che è proprio da Porto Empedocle, quindi immediatamente nelle adiacenze del porto di Porto Empedocle si sviluppa verso Agrigento, si creeranno delle nuove fermate, qui si sta costruendo il nuovo terminal per gli attracchi turistici. Pasqualino Monti, il presidente dell'autorità portuale, fra l'altro ha più volte annunciato già degli accordi con delle società per fare attività turistica proprio qui, perché questo è un porto molto importante per noi, strategico di ingresso per quelle che sono dei flussi turistici che noi assolutamente vogliamo far sviluppare maggiormente, sia per le bellezze di Porto Empedocle sia anche per quelle che poi sono tutte le caratteristiche dell'Agrigentino, la Valle dei Templi in primis, che sono chiaramente un grande punto di attrazione, delle nostre bellezze isolane. Il punto della situazione sul porto di Porto Empedocle, con persone di questo grandissimo livello e anche la rappresentanza massima, si può dire, dello Stato, che dopo il Ministro delle Infrastrutture c'è direttamente Giancarlo Cancelleri, dà il senso dell'importanza che noi attribuiamo alla questione del porto. È organizzato anche in collaborazione con la Proloco,
a cui va il mio ringraziamento, però effettivamente sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione. Fra l'altro abbiamo un parterre, anche ci sono deputati, senatori, perché davvero Porto Empedocle è la città portuale più importante al momento del canale di Sicilia, nella zona occidentale e a sud. È la vera porta del continente europeo, perché poi da Lampedusa, diciamo, l'approdo diretto nelle nostre zone, quindi tutto questo merita una riflessione, una risposta che già c'è stata. Sì, certo, siamo qui per ragionare su ciò che è stato fatto, sulla progettualità, su quello che a breve metteremo in cantiere, per raccontare i risultati conseguiti sino ad oggi e quelli che ci attendiamo di conseguire nel più breve tempo possibile. Ecco, ci saranno risultati fattivi a breve? Sì, assolutamente sì. Penso che ormai sia sotto gli occhi di tutti il lavoro che è stato fatto. Abbiamo demolito molte strutture fatiscenti, abbiamo investito milioni di euro, stiamo costruendo la stazione marittima, abbiamo variato il piano regolatore presentando al Consiglio Superiore, d'accordo con il Comune, tutta la variazione del molo a T, quindi la possibilità di avere finalmente un'infrastruttura a servizio dei passeggeri, che siano essi croceristi o di cabotaggio nazionale. Abbiamo chiuso l'aspetto della logistica per quanto concerne il piano Cassiopea con Eni, quindi abbiamo messo a disposizione delle imprese che operano a Porto Empedocle, quindi non solo crociere, gli spazi necessari per poter manovrare sulla logistica di quella che sarà l'opera più grande che Eni andrà a fare nei mari di fronte a Gela, di fronte a Porto Empedocle. Quindi siamo contenti perché è arrivato il momento finalmente dei risultati che a noi piacciono di più rispetto alle chiacchiere. Sono stato gentilmente coinvolto e sono contento perché insomma, mi sento a casa mia a parlare di questioni come dire, che riguardano me e tutte le persone che sono cresciute in questo luogo, che è stato ed è un luogo portuale dove la cultura del mare è stata, è e dovrà essere il perno delle attività economiche e della riuscita di un nuovo capitolo di storia del paese. Sinceramente non se ne vedono ancora le tracce, vediamo questa sera di poter conoscere elementi che ci rassicurino e che la cittadinanza deve però comunque accompagnare da protagonista. L'ASP di Agrigento smentisce le voci secondo le quali ci sarebbero delle difficoltà relative all'assistenza pediatrica. Un allarme ingiustificato, dice l'ASP, che rassicura i cittadini sull'assistenza garantita a tutti i bambini. L'ASP aggiunge che da lunedì scorso è in servizio un nuovo pediatra di libera scelta nel comune di Aragona, il quale può assistere i bambini residenti ad Agrigento, Comitini e Ioppolo Giancaxio. Automobilista di Porto Empedocle sorpreso con sostanze dopanti senza autorizzazione e senza ricetta medica. Arturo Cantella. Nella mattinata di ieri, 30 settembre, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento hanno denunciato a piede libero un automobilista di anni 36 residente a Porto Empedocle, disoccupato in quanto trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze dopanti senza alcuna autorizzazione o ricetta medica. In particolare, nel corso di un controllo di routine, la pattuglia del nucleo radiomobile di Agrigento in zona Quadrivio Spinasanta si è imbattuta nel giovane automobilista che ha immediatamente dato segni di insofferenza durante il controllo. Una circostanza che ha introdotto i militari dell'Arma ad approfondire gli accertamenti eseguendo una perquisizione veicolare. Nel corso dell'attività sono state rinvenute diverse confezioni di sostanze dopanti e farmaci anabolizzanti, la cui vendita risultava vietata se priva di autorizzazione o di ricetta medica. La perquisizione dei militari dell'Arma è stata estesa anche presso l'abitazione dell'uomo, ove sono state rinvenute ulteriori confezioni di analoga sostanza, nonché etichette false adesive riportanti la denominazione di vari farmaci anabolizzanti. La sostanza è stata sequestrata e si trova a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, che disporrà i dovuti accertamenti di laboratorio, mentre l'uomo è stato denunciato per le ipotesi di reato di ricettazione, utilizzo o somministrazione di farmaci e altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
La Polizia di Stato di Caltanissetta ha arrestato 2 nisseni di 28 e 19 anni per furto ai danni di un bar nella zona Santo Spirito. Oltre alla refurtiva sono ingenti i danni causati al locale. Grazie alle telecamere si è potuto risalire agli autori del furto già noti alla polizia. Convalidato dal giudice il loro arresto. Nella loro casa, abitata anche da bambini, i poliziotti hanno trovato di tutto, dalla refurtiva alla droga. E restiamo a Caltanissetta per l'iniziativa della Polizia di Stato che, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, ha distribuito l'agenda scolastica denominata Il mio diario. Qualche giorno fa il questore di Caltanissetta aveva consegnato 150 agende a 2 scuole di Gela e Niscemi. Oggi consegnate altre 200 all'Istituto Lombardo Radice del capoluogo e al secondo circolo di San Cataldo diretto da Loredana Schillaci. A partire dalla mezzanotte di oggi la società Riscossione Sicilia passa dalla Regione all'Agenzia delle Entrate. Il primo obiettivo, dice il presidente della regione Nello Musumeci, era quello di restituire serenità a circa 700 dipendenti che hanno vissuto momenti di particolare preoccupazione per la sorte incerta della loro azienda. Giovanni Di Maida, vicepresidente del Consorzio Universitario di Agrigento, parla della sua adesione a Fratelli d'Italia. Ha deciso di aderire al partito di Giorgia Meloni dopo varie militanze politiche, non ultima quella a Forza Italia. È Giovanni Di Maida, vicepresidente del Consorzio Universitario Agrigentino, che da anni ricopre ininterrottamente la carica. Ma quali le ragioni di questa adesione alla formazione politica di Fratelli d'Italia, che ad Agrigento si attesta a Lillo Pisano, componente del gabinetto dell'assessorato regionale al turismo? Ma perché arrivato a un certo punto non ho più condiviso la linea politica di Forza Italia in provincia di Agrigento, a cominciare dalla fuoriuscita dalla compagine amministrativa del comune di Agrigento, dove noi eravamo presenti. Credo che il nostro assessore di riferimento, o meglio l'ex assessore, stava lavorando bene nell'interesse generale della collettività. Questo è stato uno dei motivi, ma più in generale non ho più condiviso la linea politica del partito, per cui ho aderito a Fratelli d'Italia, che ritengo sia un partito che oggi sui temi del nostro territorio legati allo sviluppo è presente, quindi stiamo organizzando a breve una conferenza programmatica di tutti gli amministratori per fare un punto della situazione e soprattutto per confrontarci su quelle che saranno le tematiche future che riguarderanno anche le campagne elettorali che di qui a breve si svolgeranno. Dove tra l'altro è presente in diverse liste nei comuni dove si vota, sì, non solo ad Agrigento ma anche un po' territorialmente. Insomma. Sì, in tutti i comuni interessati a questa prossima tornata elettorale del 10 ottobre siamo presenti con delle liste molto competitive, forti, al cui interno troviamo molte donne, molti giovani che si vogliono impegnare in politica in un'ottica di rinnovamento. 9 persone denunciate nel Messinese per questioni legate al reddito di cittadinanza. 9 persone sono state denunciate nel Messinese a conclusione di specifici controlli finalizzati al contrasto dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza. Gli indagati sono accusati di aver percepito in maniera indebita il sussidio erogato dall'INPS. I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Patti, hanno eseguito nei confronti dei 9 soggetti un decreto di sequestro finalizzato alla confisca delle somme indebitamente percepite, pari ad un totale complessivo di oltre 31.000 euro. Somme così recuperate dallo Stato. Il sequestro è stato disposto dal GIP presso il Tribunale di Patti, dottor Ugo Molina, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, dottor Andrea Apollonio. Nello specifico, i carabinieri hanno proceduto al sequestro delle somme nei confronti di un 53enne di Patti che aveva omesso di comunicare le variazioni reddituali rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio percepito, avendo nel frattempo avviato un'autonoma attività lavorativa, così percependo in maniera indebita la somma di 4.500 euro.
I militari dell'Arma inoltre hanno proceduto al sequestro nei confronti di 2 donne, una rumena e una polacca, rispettivamente di 38 e 21 anni, le quali avevano dichiarato, secondo l'accusa, di risiedere falsamente da più di 10 anni in Italia. Gli accertamenti effettuati tramite controlli sul territorio e consultazioni di banche dati hanno invece consentito di accertare la mendacità di tali dichiarazioni, recuperando così 5 mensilità indebitamente percepite da una delle donne pari a 2.500 euro, nonché 2 mensilità percepite dall'altra pari a 1.200 euro. I carabinieri infine hanno proceduto al sequestro nei confronti di ben 6 soggetti, una donna e 5 uomini, che avevano omesso di comunicare all'INPS la sopravvenuta irrogazione nei loro confronti di misure cautelari personali per reati di vario genere. Fra questi, i carabinieri in particolare hanno accertato come un uomo di 49 anni di Patti avesse omesso di comunicare all'ente erogatore la sottoposizione alle misure cautelare personale coercitiva dell'obbligo di dimora per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, percependo così in maniera indebita la somma di oltre 14.000 euro. I controlli dei militari del nucleo carabinieri, ispettorato del lavoro e del comando provinciale carabinieri di Messina proseguiranno con il coordinamento delle competenti procure anche nei prossimi giorni. Il sindacato UIL con il segretario Gero Acquisto e la quota 100 in scadenza il 31 dicembre. Arturo Cantella. La UIL di Agrigento, per mezzo del suo segretario provinciale Gero Acquisto, interviene sul dibattito che sta interessando nazionalmente il dopo quota 100. Infatti il prossimo 31 dicembre 2021 si chiuderà la finestra triennale, durante la quale, quota 100, i lavoratori italiani hanno potuto sfruttare la possibilità di accedere a pensioni in anticipo rispetto alle condizioni previste dalla legge Fornero a 67 anni. Nel cantiere della previdenza ritorna quindi con forza il tema della flessibilità in uscita e su questo aspetto il governo e il Parlamento sono chiamati a prendere nettamente una posizione. Il nostro sistema previdenziale ha bisogno di una flessibilità di accesso alla pensione intorno ai 62 anni, come avviene anche negli altri paesi europei. La fine di quota 100, afferma Gero Acquisto, non può in alcun modo segnare il ritorno ai 67 anni previsti dalla legge Fornero. Per il sindacato della UIL occorre introdurre subito dei provvedimenti che stabiliscono una flessibilità più diffusa, anche come strumento valido per il processo di ristrutturazione nel quale sono impegnate molte imprese familiari italiane. Il recente documento, approvato anche dalla Commissione istituzionale Lavori Gravosi, alla quale la UIL insieme agli altri sindacati hanno dato un contributo rilevantissimo, certifica che non tutti i lavori sono uguali. È necessario quindi che il governo avvii immediatamente un confronto con il sindacato per definire un pacchetto di misure eque e giuste per milioni di lavoratori. Il segretario della UIL di Agrigento Gero Acquisto, insieme al coordinatore della Ital UIL Giovanni Miceli, evidenziano quindi la necessità di interventi rapidi e necessari. Oggi nelle nostre sedi del patronato non siamo in grado di dare purtroppo una risposta concreta alle tante esigenze dei lavoratori che ci chiedono notizie certe sul loro futuro pensionistico. Così afferma anche Giovanni Miceli: riceviamo centinaia di persone confuse riguardo quindi l'accesso alla pensione e fare una consulenza è diventato difficile. È essenziale quindi tutelare il diritto alla pensione, oltremodo impellente nel farlo cercare di favorire il diritto al lavoro dei giovani. Le due cose sono strettamente correlate. Tante volte sulla carta è stato annunciato il cosiddetto ricambio generazionale, ahimè con risultati decludenti. Nella nostra provincia guardare agli standard europei, conclude Gero Acquisto, sembra un miraggio, ma occorre un impegno incessante per tutti, cambiare le regole del gioco. Noi come organizzazione sindacale saremo in prima linea per dare le risposte che tante volte non vengono date da chi di competenza. Il Borgo dei Borghi di Geraci Siculo sulle Madonie è stato scelto come location nazionale per il nuovo video di Tregor Russo, al quale il sindaco di Geraci ha consegnato una pergamena. Da oggi, grazie all'artista, il territorio di Geraci Siculo verrà conosciuto e sicuramente apprezzato per la bellezza del luogo. In occasione della giornata internazionale degli anziani, il Lions Club Agrigento Valle dei Templi assieme agli ospiti di una casa di riposo. Arturo Cantella.
I soci del Lions Club di Agrigento Valle dei Tempi, accompagnato dal presidente Maria Assunta Iacono, in occasione della settimana in cui si celebra la giornata internazionale degli anziani e nel rispetto della normativa anti-Covid, ha voluto insieme ai loro soci stare vicino con amore agli ospiti non più completamente autosufficienti della casa di riposo Maria Santissima Immacolata di Agrigento. Per l'occasione è stata offerta loro una cena, donando anche un momento musicale di intrattenimento, grazie anche alla collaborazione di alcuni componenti del gruppo agrigentino del Val d'Agragas. Un momento certamente positivo che è servito a spezzare la quotidiana monotonia con gioia e allegria, con persone che ne hanno veramente di bisogno, portando loro quel calore dato dalla presenza che certamente si dovrà ripetere in futuro. Ancora una volta il Lions si ritrova impegnato in un service interessante e importante che ci ha molto emozionato, che si sta svolgendo presso la casa di riposo Santissima Immacolata di Agrigento, Maria Santissima Immacolata. Sicuramente è una cosa molto emozionante perché siamo nel periodo, nella settimana della giornata del cuore per gli anziani, quindi con amore ci siamo recati presso questo centro e abbiamo donato la cena, diciamo in generale, dei dolci, comunque quello che per noi conta in questo contesto è aver dato un attimo di gioia anche con, diciamo, il contributo musicale di un nostro gruppo folcloristico, la Val d'Agragas, che ha onorato noi ma che ha fatto gioire queste signore che si trovano ospiti presso questo centro, rendendoci orgogliosi del fatto che davvero anche un piccolo gesto può dare grandi soddisfazioni. Le signore non solo hanno gradito, ma anche loro si sono emozionate e ci hanno chiesto di ritornare, cosa che noi faremo veramente, se non subito, in tempi brevi, perché non si può dire la gioia che si prova nel dare gioia. Un video di Matteo Messina Denaro fa il giro delle televisioni nazionali e un altro scoop e niente di più. Lello Casesa. La diffusione di un video del 2009 su Matteo Messina Denaro, il super latitante di mafia sulle strade di campagna in provincia di Agrigento, ha fatto il giro del mondo. Televisioni e giornali di mezzo mondo continuano a parlare della notizia del ricercato più famoso in Italia, latitante dal 1993, del video di oltre 12 anni fa ripreso dalle telecamere di sicurezza. La polizia italiana, sulle tracce di Matteo Messina Denaro, ha messo in campo una forza impressionante di uomini. Sono 150 gli agenti delle squadre mobili delle questure di Palermo, Trapani e Agrigento, oltre agli uomini del servizio centrale operativo e dei reparti di prevenzione crimine di Sicilia e Calabria, che hanno il difficile e delicato compito di stanare tutti i movimenti del super boss e dei fiancheggiatori più vicini. L'obiettivo è trovare il super latitante e consegnarlo alla giustizia italiana. Perquisizioni e controlli attivati nei confronti di una serie di soggetti sospettati di essere fiancheggiatori del boss e di alcuni personaggi considerati vicini o contigui alle famiglie mafiose trapanesi e agrigentine. I poliziotti stanno operando in alcuni territori, in particolare della provincia di Trapani, Castelvetrano, Campobello di Mazzara, Santa Ninfa, Partanna, Mazzara del Vallo, Santa Margherita Belice e Roccamene in provincia di Palermo. Il TG2 ha trasmesso ieri il video in cui si vede l'immagine del volto del numero 1 di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, ripreso da una telecamera di sicurezza. Le immagini, afferma il servizio, sono state registrate da una telecamera in strada in provincia di Agrigento, risalgono al 2009. Sono le uniche che inquirenti e investigatori hanno dal 1993. Il video è in possesso degli investigatori della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia. Nelle immagini, infatti, di pochi secondi si vede un SUV blu
in una strada di campagna con a bordo 2 persone, l'autista e sul sedile del passeggero un uomo stempiato e con gli occhiali. Secondo gli investigatori inquirenti, afferma il servizio, quell'uomo potrebbe essere proprio Matteo Messina Denaro. Le immagini, sostiene sempre il TG2, sono state riprese da una telecamera di sicurezza a poche centinaia di metri dalla casa di Pietro Campo, boss della Valle dei Templi e fedelissimo del numero 1 di Cosa Nostra, che in quel periodo era protetto dalle famiglie agrigentine e forse stava andando proprio ad un incontro con i capi mafia locali. Al termine del telegiornale manderemo in onda un'ampia intervista del direttore Arturo Cantella al presidente dell'AICA di Agrigento, Alfonso Provvidenza. Riprendono le attività dello sportello Ascolto con sostegno psicologico per studenti, genitori e insegnanti delle scuole appartenenti al distretto sociosanitario di Sette. Lo sportello Ascolto, dice l'assessore alle politiche sociali di Sciacca, Gisella Mondino, si è rivelato uno strumento molto utile per superare difficoltà di vario genere. Sono stati aggiudicati alla ditta Intea i lavori relativi al ripristino della viabilità nella via Farag del quartiere agrigentino di Cannatello, per un importo di 200.000 euro. Il nostro compito, sostiene l'assessore del comune Gerlando Principato, non si esaurisce qui, ma attraverso i vari bandi statali e regionali chiederemo nuovi fondi da destinare per la sicurezza delle strade abbandonate. Spiagge sicure per il contrasto dell'abusivismo commerciale, finanziamenti per i comuni di Menfi, Porto Empedocle e Siculiana. Il servizio. Finanziate ai comuni di Menfi, Porto Empedocle e Siculiana le iniziative progettuali Spiagge sicure per la prevenzione e il contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione. A comunicarlo è la prefettura di Agrigento, che rende noto come siano state approvate dalla stesso ente in quanto ammissibili secondo i criteri individuati dal Ministero dell'Interno. I finanziamenti si inquadrano nell'ambito della ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, effettuata con decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze lo scorso 25 giugno 2021, che ha appunto destinato una quota ai comuni litoranei per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti. I comuni beneficiari sono stati individuati dal medesimo decreto tra i primi 100 comuni litoranei per numero di presenze nelle strutture ricettive in base ai dati Istat 2019, che nel contempo non siano capoluoghi di provincia e abbiano una popolazione non superiore ai 50.000 abitanti e non siano destinatari di analoghi contributi. Nella provincia di Agrigento, pertanto, sono stati individuati i citati comuni che, invitati dalla prefettura a presentare domanda prospettando le misure e i mezzi che intendessero adottare, potendo destinare il contributo a spese correnti o di investimento, hanno proposto le azioni individuando altresì le aree di più specifico interesse. A conclusione è pervenuta la comunicazione ministeriale di accoglimento e conseguente finanziamento del contributo di euro 21.000 per ciascun comune, che sarà a breve erogato poi il tramite della prefettura. Il prefetto esprime soddisfazione per il sollecito riscontro assicurato dai comuni interessati nel cogliere l'opportunità del contributo che, sebbene non di rilevante entità, potrà fornire certamente un utile supporto alle azioni sullo specifico obiettivo svolti sui territori, in particolare dalle polizie municipali. Ricordiamo che i comuni interessati sono quelli di Menfi, Porto Empedocle e Siculiana. E adesso linea alla regia per la pubblicità. La regione siciliana acquisterà il Palazzo Branciforte di Scordia, in provincia di Catania. La struttura verrà messa in sicurezza e restaurata. 3.300.000 euro la somma stanziata dal governo Musumeci. Domani pomeriggio ultimo appuntamento a Realmonte della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio. Sarà l'occasione per ascoltare e vivere le atmosfere del Realmonte antica.
L'incontro, coordinato da Calogero Conigliaro e Stefano Tesè, chiude Costa Bianca Estate 2021. All'evento sarà presente il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca. E siamo allo sport, una notizia di ciclismo, il Giro di Sicilia in provincia di Messina. E allora tutti insieme, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parte la quarta tappa del Giro di Sicilia Euro. Ultima tappa per il Giro di Sicilia 2021. La 25esima edizione della corsa ha preso il via il 28 settembre e si è conclusa oggi, 1 ottobre. I ciclisti sono stati impegnati in un percorso di 712 km, suddivisi in 4 tappe. Hanno caratterizzato il Giro di Sicilia i percorsi proposti con bellissimi paesaggi attraversati e la qualità dei partecipanti, 20 le formazioni al via di 7 corridori ciascuna. La manifestazione sportiva del grande fascino, riportata sotto i riflettori del ciclismo, che conta nel calendario internazionale, è tra le più antiche e gloriose corse a tappe italiane. Prima edizione nel 1907, prima anche della nascita del Giro d'Italia. Il Giro di Sicilia ha animato a più riprese il panorama ciclistico italiano, con picchi di celebrità quali il 1974 e il 1977, prima della vittoria a stelle e strisce dell'americano Brandon McNulty del 2019. Veramente una bellissima giornata, ci ha aiutato anche il tempo, una giornata di sole, una grande festa ricca di colori, un'occasione importante per la promozione non soltanto della nostra città ma di tutto il territorio dei Nebrodi, perché poi la carovana attraverserà l'entroterra per raggiungere Mascali, quindi una grande vetrina, un'occasione per promuovere non soltanto la nostra cittadina ma anche il territorio dei Nebrodi. Io da sempre sono uno sportivo a tutto campo, quindi anche il ciclismo mi sta a cuore. Ho sempre seguito da giovane il Tour de France, il Giro d'Italia e quindi sono anche emozionato per vedere questi campioni qui a Sant'Agata pronti per questa ultima tappa. È davvero una grande kermesse. La quarta e ultima tappa del Giro di Sicilia si è svolta nella tratta Sant'Agata Militello Mascali, tappa di alta montagna con arrivo vicino al mare. Si è iniziato con un tratto costiero per poi scalare Portella Mandrazzi, che porta alle pendici dell'Etna. Percorso un breve tratto pianeggiante fino a Linguaglossa e Piedimonte Etneo, per poi scendere fino al mare a riposto. Passati una prima volta sulla linea di arrivo, per poi scalare la salita di Sciarra di Scorciavacca, dalla quale si ritrova la discesa precedente a Piedimonte Etneo. Veloce picchiata a Fiumefreddo di Sicilia e arriva a Mascali. Gli ultimi chilometri praticamente orizzontali all'interno dell'abitato di Mascali, con un'ampia svolta U, su 2 curve distanti fra loro, portando al rettilineo finale in leggera ascesa. E adesso, come vi abbiamo anticipato, mandiamo in onda l'intervista esclusiva di Arturo Cantella al presidente dell'AICA Alfonso Provvidenza. Grazie per averci seguito e arrivederci. Siamo con il sindaco di Gotte nella qualità anche di presidente dell'AICA, tantissime problematiche, ecco, facciamo il punto della situazione dell'AICA, c'erano problemi sulle bollettazione e tante segnalazioni che arrivano in redazione di gente che segnala la perdita di acqua, insomma qual è la situazione considerando anche che è un'azienda nuova e che ha le sue difficoltà nella partenza? Sì, non abbiamo mai nascosto le difficoltà che sono connesse all'implementazione di un servizio nuovo. Non dimentichiamoci, come ho sempre detto, che AICA nasce sulle ceneri di un'azienda che è stata interdetta per mafia, che è fallita, per cui i sindaci hanno avuto il grandissimo senso di responsabilità di costituire dal nulla una nuova azienda e chiaramente non possiamo fare miracoli, non possiamo risolvere tutti i problemi nel giro di poche settimane. Peraltro voglio ricordare che l'azienda è nata ad agosto, un mese particolarmente complesso e difficile visto il caldo e vista anche la difficoltà di attivare tutta una serie di processi organizzativi. In breve l'azienda ha risolto tutti i problemi legati al pagamento delle bollette. Era stato un problema informatico che è stato risolto, per cui già da qualche giorno è possibile pagare le bollette presso tutti
presso le poste chiaramente e presso tutti i centri convenzionati. Peraltro abbiamo dato disposizione agli uffici di predisporre le bollette, purtroppo nella prima le bollette quelle classiche che si pagano alla posta, i bollettini postali per intenderci, poiché nella prima emissione queste bollette, classici bollettini postali, non erano stati allegati sempre per motivi tecnici e quindi il pagamento principale era quello del Pagopa, per cui dalla prossima bolletta ritorneranno i bollettini postali, così gli anziani potranno ad esempio usufruire anche delle agevolazioni che sono previsti per chi paga il bollettino alla posta. Per quanto riguarda le rotture, è chiaro che le rotture ci sono sempre state, abbiamo già avviato un programma straordinario di riparazioni per quanto riguarda le piccole manutenzioni, sono tantissimi gli interventi che sono stati effettuati. Purtroppo abbiamo delle condotte fatiscenti che per anni non sono state oggetto dell'adeguata manutenzione né ordinaria né straordinaria, e quindi è chiaro, non è una giustificazione, ripeto, ci vuole tempo per organizzarsi e per fare da un lato quelle manutenzioni straordinarie che consentiranno di risolvere i problemi in via definitiva, ma dall'altro, ripeto, abbiamo già attivato una serie di programmi di manutenzione ordinaria, diversi sono stati gli interventi effettuati, peraltro sul sito, ricordo abbiamo un sito che si chiama www.aiconline.it, è possibile vedere per la massima trasparenza di cui abbiamo dotato l'azienda ogni giorno qual è l'evoluzione degli interventi effettuati. Ai cittadini e agli utenti chiedo ancora una volta pazienza perché abbiamo iniziato un percorso straordinario di acqua pubblica, ma questo percorso richiede tempo perché in pochi mesi non possiamo fare quello che non è stato fatto per anni, però ci siamo tutti insieme e quindi pian piano risolveremo i problemi. Sui 10 milioni c'è stato qualche problema, ho letto? Sui 10 milioni finanziati, questo prestito disposto dalla Regione Siciliana, obiettivamente ci sono diversi problemi. Perché ad oggi ancora non abbiamo ricevuto le somme per tutta una serie di problematiche di carattere tecnico e di carattere giuridico. È chiaro che ci auguriamo che queste risorse quanto prima arrivino ad AICA. Noi ci auguravamo un fondo perduto e ritengo che sia obbligatorio, sia doveroso per le istituzioni che stanno a monte più in alto rispetto ai comuni dare una mano d'aiuto per l'implementazione di un servizio pubblico. Per il momento è stato finanziato questo prestito che però peraltro, ripeto, ancora materialmente nelle casse di AICA non è arrivato. Quindi ci auguriamo che presto possa essere risolta la problematica, anche perché come sindaci per esempio abbiamo rifiutato l'ipotesi che c'era stata proposta alla curatela fallimentare di Girgenti Acque di fare il mandato all'incasso, cioè di riscuotere le vecchie bollette di Girgenti Acqua per conto della curatela. Ci siamo rifiutati perché chiaramente AICA non è un'agenzia di riscossione, noi non andiamo a bussare alle porte dei cittadini per pagare i crediti di altri soggetti che poi serviranno per pagare appunto i creditori della Girgenti Acque, che poi sappiamo chi sono. Per cui abbiamo rifiutato questo mandato all'incasso sapendo che avremmo avuto problemi di liquidità. Abbiamo cominciato a riscuotere, abbiamo pagato i primi stipendi, lo stipendio del mese di agosto ai dipendenti. Abbiamo pagato un acconto alla compagnia energetica e quindi stiamo facendo leva al momento solo sulle nostre forze. Quindi mi auguro che la Regione intervenga immediatamente. Questo rilievo del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sinceramente mi lascia perplesso che come dire, il Governo in maniera così attenta e precisa non si sia, e quindi questo è un richiamo anche alla Deputazione Nazionale, ai nostri deputati della provincia di Agrigento, che poco si sono mossi per aiutare l'avvio efficiente del servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento, mentre invece il MEF subito ha avuto modo di fare questi rilievi alla normativa regionale. Le difficoltà ci sono, però probabilmente sarebbe il caso che la politica parlo, quella che viene fatta nei tavoli romani, si occupi veramente delle problematiche della provincia di Agrigento. C'è stata una preoccupazione anche da parte dei sindacati che hanno chiesto un incontro anche con il prefetto proprio in particolare sul futuro dei lavoratori.
Sì, ieri ci siamo incontrati, siamo stati in prefettura, naturalmente non possiamo fare altro che ringraziare il prefetto che ha seguito e segue la vicenda del servizio idrico integrato dall'inizio, da subito, ci è stata vicina, ci guida e quindi è un importantissimo punto di riferimento per la soluzione di tutte le problematiche che fino adesso si sono in qualche modo succedute. Ieri abbiamo dato un segnale importante pagando gli stipendi, ricordo a tutti noi che al momento abbiamo un contratto di affitto di azienda con la curatela fallimentare, ciò ci ha consentito di partire. L'obiettivo è quello della valorizzazione del personale, perché l'azienda ha bisogno naturalmente di personale qualificato che possa fare andare avanti l'azienda, per cui da parte nostra c'è la massima volontà a valorizzare, a continuare il rapporto con tutti i dipendenti nel rispetto di quelle che sono le competenze di ciascuno, ma soprattutto nel rispetto di quella che deve essere dimostrato, cioè la voglia di lavorare e di contribuire per quello che è l'acqua, cioè un bene comune. Chiaramente appena termineranno i termini del contratto di affitto, poi insieme ai sindacati con i quali abbiamo instaurato un rapporto di leale ma allo stesso tempo di confronto importante, insieme naturalmente verificheremo tutte le situazioni che ci porteranno al miglior utilizzo del personale che abbiamo in AICA. Un'ultima domanda Presidente, ecco, si sono avanzate anche ipotesi di promozioni a personale dipendente cui invece non spettava, legati magari ad appartenenze politiche, ecco, su questo qual è cosa ha da dire insomma? Ma guardi, purtroppo questa è un'altra delle illazioni di quelle fake news, ormai le definiamo così, che non esistono. A molti forse non è piaciuto il fatto che siamo riusciti a fare partire l'acqua pubblica e quindi si ci inventa di tutto per screditare l'avvio difficile dell'AICA. Non c'è stata nessuna promozione, come tutti sapete, in ogni azienda vi è la necessità di avere delle figure dirigenziali di riferimento. Ci sono dei quadri ai quali devono essere affidate dei compiti ben precisi. Nei comuni ad esempio abbiamo le posizioni organizzative, quindi semplicemente ad AICA si sono affidate le funzioni a due soggetti che tra l'altro già rivestivano questo ruolo con il commissario Venuti, con la gestione commissariale, quindi si è semplicemente continuato ad avere dei punti di riferimento, perché ricordo che la normativa prevede che all'interno di un'azienda ci debbano essere delle persone ai quali affidare degli incarichi direttivi, quindi non è stata fatta nessuna promozione ma semplicemente si è fatto quello che prevede la legge, quindi ritengo che forse è il caso di finirla con queste polemiche inutili e probabilmente concentrarsi su quelli che sono i veri problemi del servizio idrico integrato.